Sì, più per parlare noi cerchiamo di fare e di apprendere, perché anche se siamo dotati di un ufficio sanitario provinciale come Polizia di Stato in ogni provincia, anche nei reparti più importanti, è logico che comunque abbiamo necessità di andare a chiedere l'aiuto di quelle che sono le strutture presenti sul territorio dedicate a questi aspetti, e perciò le ASP. Tramite l'ASP di Agrigento vogliamo proprio farci aiutare a portare la cultura della prevenzione verso le neoplasie, e ci auguriamo in generale la cultura della prevenzione verso la salute ai nostri dipendenti e alle loro famiglie. E per questo abbiamo organizzato questo incontro, che è propedeutico all'inizio degli screening dedicati al nostro personale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno che lavora con noi, e alle loro famiglie, proprio perché è necessario che tutti facciano qualcosa prima di avere segnali che in qualche modo potrebbero essere forieri di malattie il cui costo e sacrificio personale e costo sociale per la cura potrebbe essere molto molto più complesso da affrontare, per non parlare naturalmente dello stato di salute che comunque va a trovarsi in una situazione peggiore di quanto potrebbe essere se preso in tempo. Parlare di prevenzione non basta mai, quindi più ne parliamo meglio è. Noi abbiamo uno slogan, io non perdo tempo, che abbiamo fatto per lanciare questa campagna per la prevenzione. E prevenire significa arrivare prima, significa diagnosticare in tempo un tumore, significa guarire nella maggior parte dei casi. Ecco, noi vogliamo dare questa opportunità a tutta la popolazione. L'abbiamo fatto in questo caso, la facciamo con la Polizia di Stato, sono 540 famiglie che assisteremo e alla quale garantiremo, grazie alla dottoressa Matina e al servizio di screening, garantiremo la prevenzione non solo dei tumori.